Amiche, dove sono? Vi chiederete. Con chi sei? Adesso fra poco lo scopriremo. Cosa stanno facendo? Non ve lo dico. Adesso ce lo spiegherà Orazio. Sono infatti con Angelo Orazio Pregoni, creatore di profumi. O meglio naso. In realtà quello che stiamo facendo è una performance che vuole rappresentare un modo nuovo, un modello nuovo di proporre la creatività per quello che riguarda il mondo del lusso e della moda. Tutti quanti siamo vestiti con molta personalità in maniera eccentrica, siamo insieme a una bambola gonfiabile per raccontare come la moda ci usa, ci utilizza, proprio come se fossimo dei soggetti di plastica senza vita. La bambola rimarrà qua i giorni seguenti senza di noi a rappresentare questo disagio, mentre noi oggi volevamo in qualche modo denunciare il fatto che la creatività parta dal basso e non dall'alto, non è un'imposizione del marketing. Questo deriva da un modello che io ho sposato come artista e come naso, per cui quest'anno è stato lanciato un profumo che si chiama Pity, è questo che vedete, un profumo di Eau de Rieu, il primo profumo della storia che diventa un su misura per ogni persona se addizionato di 10 gocce della propria pipì, grazie a questo imbuttino di baccherite. La pipì innesca una reazione chimica che lo trasforma, fa una sorta di effetto barrique nel vino e vengono fuori delle note fruttate che prima non c'erano, ammansisce la parte più ambrata fecale del profumo. Sono senza parole naturalmente, perché adesso a me l'unica curiosità che mi è venuta subito, potete immaginare qual è, come facciamo a prendere le 10 gocce di pipì? Ma il profumo nasce in 49 ml, togliendo questo tappo in bacchelite che racconta un samurai, quindi l'abito feticcio, l'abito magico di un samurai o di una suora, altro non si fa che girarlo, vedete che è un piccolo imbuttino, e si introduce l'ultimo ml mancante. Poi siano 10-20 gocce, la goccia non è un'unità di misura chiaramente, poco importa, il profumo prende una tinta latte, diventa molto opalescente, per poi tornare limpido dopo qualche minuto ed essere diverso da qualsiasi altro piti. Quindi naturalmente va bene sia per uomo che per donna. Come dico sempre, è la cultura che fa la differenza. Siccome la cultura è unisex, lo sono anche i profumi. Audrey, che cosa significa? Odriu è un anagramma, è l'anagramma di druido, è caduta una lettera e c'è un piccolo apostrofo, perché i druidi in qualche modo avevano a che fare con la natura, i simboli di quello che era il linguaggio di segni era inciso sulla corteccia degli alberi e quindi mi sembrava bello rappresentare un modello di profumeria non solo italiana ma europea attraverso una figura che è vissuta in tutta la parte diciamo indoeuropea, quindi i Celti, il popolo celtico. Angelo, tu prima hai parlato, hai detto che vuoi cercare di stigmatizzare l'idea che c'è oggi di moda. Come si può fare questo? Si può fare facendo delle cose, quindi non stando a guardare senza subire necessariamente quello che è la comunicazione di massa. L'idea di essere testimonial di se stessi, come ad esempio nella mia campagna di comunicazione di Pity, l'idea che il protagonista debba essere l'utente finale, il fruitore della moda e non la firma, è una cosa che ci avvicina molto a un mondo sartoriale, a un mondo artigianale, che poi può anche avere valori e valenze artistiche, non necessariamente li deve avere, spesso li ha. Come fossi una bambola, che cos'è? Come fossi una bambola è questa performance che ti ho raccontato prima e ci siamo divertiti a un pochino a provocare, un pochino a giocare su un letto all'interno di una stanza di albergo. Non abbiamo tolto nulla, abbiamo lasciato tutto com'è e noi siamo diventati un'installazione. Abbiamo vissuto su questo letto insieme a una bambola i nostri orgasmi creativi. È un'idea davvero geniale, penso che ecco, tu sei l'innovazione, è quello che forse mancava negli ultimi anni, perché appunto magari vediamo sempre le solite cose, quindi sì,
Che cosa ci aspettiamo dalla moda? Qualcosa di diverso, e tu finalmente lo hai portato, e di questo naturalmente ti dico grazie. Sicuramente ti diranno grazie anche le nostre amiche. Oltre al profumo? Oltre al profumo, l'arte, oltre al profumo, amicizie importanti come le loro, sono tutti stilisti, designer, trendsetter, musicisti, creativi. L'idea di far avanzare un progetto di comunicazione che aderisca al mondo dell'arte contemporanea, quindi creare una breccia, per così dire, nella subcultura del marketing di massa. Come possiamo continuare a seguire tutto ciò che tu con i tuoi amici fate? Quindi come possiamo contattarvi? Sicuramente i nostri amici vorranno avere maggiori informazioni su tutto ciò che siete, che fate, che realizzate. Vedi, l'idea di fare un'attività simile partendo dal basso presuppone una risposta molto semplice, i social network, quindi Facebook ad esempio. Facebook trovate Perfumes Audrey, trovate tutti i miei compagni, sicuramente non nelle riviste patinate, spesso capita ma è occasionale, e quindi le cose belle vanno sapute ricercare, bisogna ricercarle, bisogna trovarle, e questo fa parte anche dell'appeal di un prodotto. Non necessariamente tutto deve essere disponibile. Oggigiorno chi vuole trovare le informazioni le trova su chiunque. Grazie. Grazie a te, molto gentile. Grazie.